Confcommercio manifesta un disagio che colpisce Agrigento durante la stagione estiva. Il problema che lamentiamo è da ricercarsi nelle problematiche che ogni anno si ripetono con l'Enel a causa dell'interruzione dei continui blackout nel periodo estivo. Non sono fatti accidentali per come riferisce l'Enel, sono delle cose consuetudinarie. Evidentemente ci sono dei problemi nella distribuzione. Quindi l'appello che noi vogliamo rivolgere all'Enel è di adeguare la rete. D'altro canto noi le bollette dell'Enel li paghiamo regolarmente e li paghiamo a prezzi abbastanza sostenuti. Visto che parliamo di appelli, ne vogliamo rivolgere qualche altro a Girgenti Acque, perché anche l'acqua, è diventato un costo notevole, non voglio dire insostenibile, ma onerosissimo, sia per le famiglie che per le attività commerciali. Quindi questo prodotto che noi paghiamo per buono, lo vorremmo avere buono, cioè noi vorremmo una buona qualità di acqua. A Girgenti Acque rivolgiamo anche un altro appello, di fare in modo che il nostro mare non continui ad essere inquinato, perché anche questa stagione è stata contraddistinta da una serie di problematiche negative e visto che siamo in tema, al sindaco di Agrigento vorrei chiedere alcune cose. Vorrei chiedere di avere una maggiore cura della città, cioè evitare che le strade siano dissestate, che le aiole siano ben curate, che negli alberi venga fatta la pota nei periodi giusti, per evitare il fenomeno che si verifica al Viale della Vittoria, dove è quasi impossibile camminare a causa di tutte le bacche che rilasciano gli alberi. Vorrei ricordare anche la segnaletica al sindaco, voglio dire. Noi abbiamo l'IMU più alta d'Italia e siamo al massimo consentito, quindi se questo prodotto cittadino lo paghiamo così bene, perché non dobbiamo avere un prodotto giusto? Come è andata quest'estate? Qual è la situazione di disagio? Quante volte si sono verificati questi blackout, ma soprattutto quante lamentele avete raccolto? Allora, FIPE Confcommercio ha fatto una petizione popolare, una raccolta di firme, in effetti, per protestare contro questi blackout. Innanzitutto questa raccolta è servita per dare voce al malcontento che c'è fra tutti gli imprenditori agrigentini e soprattutto per sensibilizzare le maggiori autorità dello Stato e quelle locali presenti nel nostro territorio. Non è più possibile che ogni anno, sempre nello stesso periodo e negli stessi luoghi, si verificano questi blackout. Quest'anno il blackout è durato 20 ore, ha interessato gran parte del territorio di Agrigento e ha causato danni a tutti gli imprenditori per circa 1 milione di euro.